È una bella giornata ed era giusto esserci, tanti mantovani sugli spalti, tanti ricordi in campo, ma credo che la battaglia che sta conducendo Marco è una lotta che ci unisce tutti verso un unico obiettivo, quindi siamo contenti di essere al suo fianco oggi. C'è un'opportunità anche, al di là di beneficenza, anche di vedere tante persone a cui ci tengo. Penso che sia stata veramente molto positiva, specialmente a livello umano, così, nei rapporti umani. Penso che devo tanto al pubblico mantovano, perché non è che la squadra è partita bene, però ci ha sostenuto sempre, ci ha permesso comunque di fare un buon campionato. Il tempo non ci ha aiutato tantissimo, però abbiamo visto una grandissima presenza e questo per noi è meraviglioso per lui e meraviglioso anche per la sua lotta, che è quella di far conoscere una malattia così tremendamente invalidante. La SLA è una malattia che alcuni di noi definiscono dimenticata, perché è una malattia un po' scomoda alcune volte e noi vogliamo assolutamente portare alla luce vari aspetti e Marco lo fa attraverso il libro, attraverso il suo blog, eccetera. Attualmente riesce a comunicare, ma riesce a comunicare solo ed esclusivamente utilizzando un puntatore. Questo lo porta ancora di più a capire e a cercare di aiutare le persone che si trovano nella sua stessa condizione. Noi abbiamo una difficoltà che è quella dei contributi statali per le persone che sono affette da questa malattia, che sono stati ridotti di tantissimo, addirittura il 60%, e quindi lo scopo benefico che ha questa partita è anche quella di raccogliere dei fondi per la Onlus di Marco, che si occupa delle esigenze materiali delle persone che sono malate come lui. Sono molto felice per questa seconda edizione di SLA Partita perché come vediamo oggi nessuna pioggia non può impedire né amici né giocatori di venire a partecipare per questa causa. Marco veramente è emozionato essere qui insieme con tutti in campo e giocare una partita contro la SLA. Questi giorni sono particolarmente importanti per noi con Marco perché sì, ci siamo sposati ed era uno dei più belli giorni in ultimi, non lo so, 10 anni. Siamo molto felici, abbiamo fatto 2 feste in una.